Rientriamo amici di Verde Nord-Est qui da Quinto di Treviso dove è cominciata la raccolta degli asparagi e noi siamo insieme al direttore di Opo Veneto, l'organizzazione dei produttori ortofrutticoli del Veneto, Francesco Arrigoni. Allora direttore, come sta andando questa prima raccolta? Bene, abbiamo i primi asparagi che si vedono, che spuntano dai teli, che spingono sotto il telo, e qua l'azienda agricola San Giorgio sta cominciando la prima raccolta dell'asparago di Badoer IGP. Ma come mai sono coperti, direttore? Perché devono mantenersi bianchi, se fossero scoperti l'asparago diventerebbe verde, non è più quello bianco. C'è l'asparago IGP anche quello verde, però non ci sono, diciamo, i cumuli di terra, li vediamo qua vicino comunque. Allora ci Però- avviciniamo, eccoli qua, Mm. questi primi che spuntano. Ma com'è che si raccolgono? Abbiamo il signor Gasparini, ci faccia vedere come si raccolgono gli asparagi. Qui uno a uno mi pare di Uno a capire. uno è un lavoro che richiede molta manodopera, vedete si staccano a uno, con questo particolare coltello si va sottoterra e si taglia l'asparago a circa 24-25 cm di profondità. Signor Gasparini, posso chiedere una cosa, ma da quant'è che lei coltiva asparagi? Il signor Gasparini adesso mi odierà perché mi ha detto, mi raccomando, non farmi nessuna domanda, e invece, signor Giampaolo, gliela faccio. Dai, sono curiosa da quanto tempo è che coltivate asparagi, vediamo se riesco a passarle il microfono. Prima c'era mio nonno, mio padre, adesso io e mio fratello, dunque tanti anni. Quindi, insomma, una vita. Questo è anche, direttore, venga qui vicino a me, insomma, un lavoro che rappresenta la storia di questo territorio. Sì, l'asparago bianco è un asparago tipico di queste zone. Ci sono poche aree evocate all'asparago bianco e anche i consumi sono localizzati nelle aree di produzione, però si sta espandendo e sempre di più è richiesto un prodotto locale che abbia comunque un riconoscimento locale come il marchio GP Badoere, che è tipico di questa zona. Volevo Ecco, farle notare sì. la qualità dell'asparago, a parte che deve essere completamente bianco, ma anche la punta deve essere abbastanza chiusa, perché sennò passa nella categoria degli sfioriti, che sono buoni lo stesso, Mhm. però dal punto di vista visivo è un po' un segno di leggera passaggio di maturazione. Quindi a me a volte è capitato magari di andare a fare la spesa e di vedere l'asparago un po' magari giallo. Questo è indice di che cosa, forse? No, se l'asparago prende la luce comincia a virare A virare di a colore. virare di colore, passa e quindi può cambiare il colore. Però tutto questo sistema, il cumulo di terra e il telo serve per farlo crescere bianco e viene commercializzato come bianco. La qualità del terreno può fare la differenza, direttore? Intanto questo che terreno è? Mi sembra abbastanza asciutto. Beh, allora è asciutto, i terreni che servono per la produzione di asparago sono piuttosto leggeri, dai sabbiosi o massimo medio impasto, perché l'acqua deve sgrondare rapidamente. Se vedete il terreno ha una forma a schiena d'asino, perché appunto le acque in eccesso vengano allontanate rapidamente, altrimenti l'eccesso idrico può rovinare l'impianto di asparagiaia. L'impianto di asparagiaia dura 10 anni, per cui l'investimento insomma, è importante, quindi bisogna mettere in atto tutte quelle azioni per preservarne comunque la sanità della Vedo pianta. insetti, vedo anche dei lombrichi. Questa è una caratteristica buona del terreno? Sì, è un indice di un terreno che è sano, un ambiente dove la coltivazione avviene nel rispetto delle migliori tecniche di coltivazione che salvaguardano l'ambiente, insomma. Gli asparagi che raccogliamo oggi sono stati piantati quando? Dunque bisogna chiederlo al All'esperto. produttore. Allora, Giampaolo, devo farla parlare di nuovo. Aspetti, aspetti, aspetti. 4 anni circa. Quindi 4 anni, piantiamo una pianta di asparagi insomma, 4 anni fa e oggi si raccoglie, quindi ci sono dei tempi piuttosto insomma, lunghi. Si mettono a dimora delle zampe, si chiamano Ah. zampe tecnicamente, che sono dei germogli e delle radici, e dopo queste nel corso del tempo si sviluppano. Si comincia a raccogliere dopo 2 anni dalla messa a dimora delle zampe, e la sparagiaia dura circa 10 anni, insomma, questo è
Allora, direttore, quindi una volta che noi raccogliamo gli asparagi, poi dove vanno? Dove ci porta? Beh, vengono conferiti o in mazzi o sfusi al centro di raccolta qui a Zero Branco e a Sant'Alberto e poi vengono mandati sui mercati o nei punti vendita a seconda delle richieste della clientela. Quindi adesso noi ci spostiamo sempre con il direttore di Oppo Veneto, proprio qui vicino. La linea però adesso va da Andrea Marcato che si trova a Longarone, in provincia di Belluno.